Buonasera, ben trovati a Comeback da Stefano Graziosi, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato agli Stati Uniti d'America e alle vicissitudini dell'amministrazione Trump. Oggi 4 di aprile, giornata di anniversari, il 4 aprile del 1968. Veniva ucciso il reverendo Martin Luther King e 70 anni fa invece nasceva la NATO, l'Alleanza Atlantica, nella fattispecie il 4 aprile del 1949. Si tratta oggi, non solo oggi in realtà, già da qualche giorno, anche ieri, una giornata di commemorazione, una giornata che appunto mira in un certo qual modo a celebrare tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, ricordare appunto questo anniversario storico. Eppure sia oltreoceano che da noi questo anniversario viene ricordato un po', come dire, sotto un velo, non voglio dire di malinconia, ma di pessimismo. Perché? Perché numerosi commentatori nostrani, ma anche, ripeto, americani, evidenziano una sempre maggiore crisi di questa alleanza, soprattutto sovente si dice alla luce di questa presidenza, la presidenza di Donald Trump, rispetto a cui critici dicono che appunto starebbe mettendo in crisi i valori americani tradizionali, la leadership degli Stati Uniti nell'ambito dello scacchiere internazionale. Conseguentemente tutto questo non farebbe che comportare un traballare sempre maggiore appunto della NATO. Cercheremo di vedere questa sera se le cose stanno realmente così e cercheremo anche di capire in che modo Donald Trump cerchi di rapportarsi a questa istituzione, a questa alleanza che storicamente ha sempre visto una decisa preponderanza, questo è abbastanza ovvio, da parte statunitense. Come dicevamo, l'Alleanza Atlantica nacque formalmente il 4 aprile del 1949. Da pochi anni era iniziata la cosiddetta Guerra Fredda e questa alleanza fu creata su iniziativa principalmente dell'allora presidente americano Harry Truman, il democratico Harry Truman, e ovviamente si trattava di un'alleanza, come ancora oggi, un'alleanza militare che doveva compattare il fronte occidentale, quindi Stati Uniti ed Europa occidentale, contro l'Unione Sovietica. L'idea di Truman era fondamentalmente quella del cosiddetto contenimento. Si voleva evitare che l'influenza politica, economica e soprattutto militare di Mosca si estendesse al di là della cortina di ferro. Quindi era ovviamente una mossa principalmente antisovietica, quella stessa Unione Sovietica che per tutta risposta pochi anni dopo, nel 1955, sotto Khrushchev,
avrebbe poi siglato il patto di Varsavia, un'alleanza militare dei paesi dell'est a guida sovietica che doveva appunto contrapporsi direttamente alla NATO, ovviamente. Quindi questo favorì, diciamo, lo spaccarsi in due del vecchio continente. Il pilastro costitutivo di questa alleanza atlantica era ed è ancora oggi quello della cosiddetta difesa collettiva, un pilastro inserito nel famosissimo articolo 5, quell'articolo secondo cui un attacco a un paese membro della NATO debba per forza di cose considerarsi un attacco all'intero fronte, un attacco all'intera alleanza. È ovvio che da questo punto di vista, lo dicevamo, l'iniziativa statunitense da parte di un presidente anche piuttosto iperattivo, sotto certi aspetti anche un po' guerrafondaio, qual era Harry Truman, è evidente, però non bisogna neanche ritenere che quella nascita del 49 sia stata unilateralmente una mossa americana. In realtà furono anche diversi paesi europei del blocco occidentale a chiedere la formazione dell'alleanza. E attenzione, perché in quel momento questi paesi europei non soltanto temevano un'invasione dell'Unione Sovietica, quindi non c'era soltanto una esigenza di controbilanciare la potenza militare sovietica, ma c'erano anche problemi di ordine interno. In particolare molti paesi europei, soprattutto la Francia, temevano ancora nel 49 la Germania, per quanto fosse in quel momento allo stremo, ma temevano che nel giro di pochi anni la Germania sarebbe stata in grado di riconquistare il potere perduto e quindi diventare potenzialmente un nuovo pericolo per la stabilità in Europa, per cui secondo quest'ottica più europea, la NATO come organismo sovranazionale avrebbe dovuto, tra virgolette, imbrigliare la Germania e impedirle, ecco, diciamo così, di assumere quel ruolo che già aveva in qualche modo incarnato nel corso di ben 2 guerre mondiali, senza poi dimenticare che un'altra considerazione che facevano i paesi europei era essenzialmente quella di dare una base politica anche al piano Marshall, che ovviamente gli aiuti economici ricevuti da Washington. Quindi l'idea era di cementare in un certo qual modo le due sponde dell'Atlantico. E quindi la NATO in un certo qual senso ha primariamente costituito per 30 anni circa una forza militare di carattere prevalentemente regionale, l'Europa occidentale, perché questa era l'idea con cui era nata, e questa idea venne di fatto mantenuta dai vari presidenti americani per 3 decenni. La situazione iniziò tuttavia a mutare negli anni '80, quando di fatto Ronald Reagan decise di trasformare questa alleanza, ripeto, originariamente regionale, in uno strumento di politica globale, internazionale, uno strumento da adottare per Reagan non solo in funzione smaccatamente, possiamo dire, antisovietica, ma anche per cercare in un certo qual modo di far fronte a quelli che erano i nuovi rischi emergenti dal punto di vista politico. Gli anni '80 stavano ormai portando, soprattutto nella loro seconda metà, a conclusione la guerra fredda. L'Unione Sovietica era ancora percepita da Washington come un avversario anche piuttosto temibile, almeno fino al 1987 o giù di lì, però Reagan appunto comincia a dare alla NATO un'interpretazione di carattere, tra virgolette, appunto estensivo.
E quindi non era più soltanto uno strumento di contenimento locale dell'influenza sovietica, ma diventava, come dire, uno strumento di difesa in senso generale, quasi, tra virgolette, universalistico, dell'intero Occidente. Reagan difatti iniziò a dire che la NATO non doveva tanto solo proteggere i paesi europei occidentali, ma doveva più in generale proteggere libertà e democrazia, addirittura arrivò ad affermare che l'Alleanza Atlantica, cito testualmente, fosse la più grande alleanza della storia. Quindi da Reagan in poi vari presidenti americani hanno come dire, iniziato a considerare la NATO proprio in quest'ottica più universalistica, non più soltanto la difesa di quella porzione di territorio dell'Europa occidentale, ma uno strumento bellico e militare di difesa dell'Occidente in quanto tale. E quindi veniamo poi agli anni più recenti, dalla guerra in Kosovo alla guerra in Afghanistan, fino addirittura allo sciagurato intervento bellico in Libia nel 2011. In particolare fu importante nella storia della NATO la guerra in Afghanistan, perché allora presidente George W. Bush, subito dopo gli attentati dell'11 settembre, pochi giorni dopo, era l'ottobre del 2001, invocò proprio l'articolo quinto del Patto Atlantico di cui parlavamo prima, e quella è stata l'unica volta, per ora almeno, nella storia dell'istituzione che quell'articolo appunto è stato invocato. Infatti poi la NATO intervenne in maniera anche piuttosto corposa nella guerra di Afghanistan. E poi negli ultimi anni l'Alleanza Atlantica si è sempre più estesa, soprattutto verso est, suscitando non poche preoccupazioni da parte della Russia. Quando nei primi anni 90, durante la presidenza anzi a cavallo tra gli anni 80 e 90, durante la presidenza di Bush padre, l'allora segretario di Stato americano James Baker disse a Gorbaciov, assicurò Gorbaciov sul fatto che non ci sarebbe stata nessuna rivendicazione territoriale della NATO verso est. Ebbene, questo è poi rimasto un accordo, una lettera morta, perché non venne di fatto siglato e non venne formalizzato. Se ricordate dal recente film intervista documentario di Oliver Stone a Vladimir Putin ha criticato in quell'occasione, probabilmente non solo in quella, duramente Gorbaciov per quell'atto, perché l'ho appunto accusato di essersi fatto raggirare dagli americani e di non aver strappato un accordo formale per evitare che appunto la NATO continuasse ad espandersi verso est, cosa che, ripeto, tra gli anni 90 e gli anni 2000 incrementato la diffidenza, l'astio, l'irritazione tra Mosca e Washington, impedendo in un certo qual senso, nel bene e nel male, il superamento definitivo delle vecchie logiche della guerra fredda. La Polonia è entrata nella NATO nel 1999, mentre è del 2004 l'entrata di Estonia, Lettonia e Lituania. Nel 2017 entrò anche il Montenegro, e ovviamente quest'ulteriore atto non ha fatto che alimentare gli attriti tra la Casa Bianca e il Cremlino, tant'è che c'è in America un forte dibattito
tra esperti di geopolitica, detti ai lavori, professori universitari, ma una parte di questo dibattito tra scuole, dottrine e filosofie contrapposte riguarda proprio la NATO e il suo ruolo negli ultimi 10-20 anni e anche quello che sarà il suo ruolo nei prossimi 10-20 anni. I fautori di una politica estera americana tradizionale, di stampo liberale, possiamo dire, una politica estera appunto alla Truman o alla Roosevelt, continuano a difendere strenuamente la NATO, sostenendone anche la necessità di espandersi verso Oriente anche a detrimento della Russia, perché ritengono ancora, e lo vedremo in queste stesse ore, la Russia una pericolosa minaccia per gli Stati Uniti e l'Occidente tutto. C'è invece un'altra scuola, solitamente definita di realisti, fautori della realpolitik, i quali al contrario auspicherebbero che finalmente dopo un certo periodo di tempo, dopo che insomma il muro di Berlino è crollato da diversi annetti ormai, si superasse questo tipo di logica e ci potesse essere un dialogo pragmatico tra i due vecchi nemici, tra Washington e Mosca. E ovviamente questo filone intellettuale, questa scuola accademica non vede di buon occhio, non vede troppo di buon occhio la NATO e soprattutto la sua espansione, perché la considera, va da sé, un problema, un impiccio, un ostacolo, ecco, per il dialogo tra Donald Trump e Vladimir Putin. Attualmente l'Alleanza Atlantica conta 29 membri, 29 tra cui ricordiamo la Francia. La Francia ha una storia abbastanza travagliata con la NATO perché ne entrò a far parte all'inizio, poi ne uscì nel 1966 quando il generale de Gaulle, preso da un po' di megalomania, di grandeur francese, si convinse che la Francia dovesse essere autonoma dal punto di vista nucleare, non voleva essere soggetta agli interessi americani, salvo poi una contromossa di Parigi, abbastanza recente a dir la verità, era il 2009, quando è rientrata a far parte appunto dell'alleanza. Di questi 29 paesi fa parte anche la Turchia e qui ci sono un po' di problemi, li stiamo vedendo in queste stesse ore. Il vicepresidente Mike Pence pochissime ore fa, proprio durante la celebrazione per i 70 anni della NATO, ha duramente criticato la Turchia di Erdogan, perché la Turchia negli ultimissimi anni soprattutto si è molto avvicinata tanto dal punto di vista, come dire, economico e diplomatico, quanto e forse soprattutto sotto il profilo militare alla Russia di Putin, e quindi soprattutto Washington da diversi annetti guarda a Erdogan con una certa diffidenza, considerandolo sempre più una sorta di serpe in seno, se così possiamo dire, una nazione che di fatto oscilla tra i due avversari e tra virgolette possiamo dire fa quasi il doppio gioco. Per cui adesso si è in attesa della ratifica da parte della Macedonia del Nord. Nel momento in cui entrasse si tratterebbe appunto del 30° componente di questa alleanza, che appunto si ingrosserebbe ulteriormente. Però ecco, se dal punto di vista militare si tratta sicuramente di una potenza non indifferente, il tema, come accennavamo all'inizio della trasmissione, il tema risulta qui di carattere smaccatamente politico. Contrariamente a quanto sostengono alcuni esperti di geopolitica e politologi, la NATO non è un organismo indipendente e ha sempre
sempre avuto una direzione di carattere politico, lo vedevamo principalmente impressa proprio dagli Stati Uniti. E la narrazione odierna, lo vedevamo prima, è che diciamo, questa direzione politica oggi cominci a mancare perché a livello generale l'attuale presidenza americana non sarebbe granché interessata a questa alleanza, e ciò per una serie di ragioni più o meno particolari, ma se vogliamo partire da quella più generale, strutturale, globale, complessiva, il tema è proprio il principio stesso dell'America First. Se l'America First deve essere inteso come nazionalismo, se l'America First deve essere inteso come isolazionismo, l'idea che quindi gli Stati Uniti debbano tirare proverbiali remi in barca per pensare agli affari propri, ritirandosi dalla leadership globale, va da sé che un'alleanza come quella atlantica, un'istituzione come la NATO, non può in qualche modo che cozzare con questo nuovo indirizzo della Casa Bianca. Il punto è che poi, insomma, molti analisti, soprattutto, e questo è paradossale talvolta a sinistra, sia in Europa che in America, cioè commentatori che magari fino all'altro ieri erano contrari ai presidenti guerrafondai, hanno criticato duramente George W. Bush nel 2001 per aver tirato in ballo la NATO nella guerra in Afghanistan, oggi sono diventati improvvisamente fautori di questa istituzione. Quindi questo è un altro paradosso, se vogliamo, dei nostri tempi. Ora, va da sé che c'è un fondo anche di verità in questa prospettiva. Donald Trump non è Harry Truman, Donald Trump non è George W. Bush. La presidenza Trump, sia nella sua genesi, ma anche in questi primi 2 anni di governo, ha mostrato una certa reticenza, diciamo così, a intestarsi il ruolo di poliziotto globale. Questo è fuori discussione, e una simile linea ha cozzato irrimediabilmente con una parte cospicua di quell'establishment di Washington che in un certo qual senso vede una simile prospettiva come il fumo negli occhi, perché ritiene che gli Stati Uniti debbano invece continuare nella loro linea classica di interventismo, anche se poi quell'interventismo ha prodotto quello che ha prodotto nella storia americana, dalla guerra in Vietnam tra gli anni 60 e gli anni 70 alla guerra in Iraq nel 2003, e soprattutto quest'ultima è uno shock, un colpo durissimo da cui gli Stati Uniti ancora non si sono del tutto ripresi, e non è detto che ci riescano nel breve termine. Quindi ammesso tutto questo, bisogna anche vedere l'altro lato della medaglia, vale a dire, se c'è sicuramente nell'attuale presidente Trump una componente tendenzialmente isolazionista, non è neanche tutt'oro quello che luccica. In realtà la situazione, non solo a livello di Trump come singolo individuo, ma soprattutto a livello di amministrazione, quindi di governo degli Stati Uniti, ebbene lì la situazione è molto più complessa, è molto più articolata, e come vedremo i rapporti tra l'attuale Casa Bianca nella sua articolata composizione e la NATO sono rapporti ambivalenti, articolati, che non possono in alcun modo essere considerati in modo troppo univoco, perché all'interno delle stesse amministrazioni americane, questo è un dato storico, esistono non solo delle differenze sostanziali in termini di evoluzione cronologica, le varie fasi, se così possiamo definirle. Una stessa amministrazione, soprattutto quelle lunghe, quelle che durano 8 anni, hanno spesso fasi differenti al loro interno, ma poi anche a livello, come dire, orizzontale ci
sono differenze molto profonde di posizione. Di questo parlavamo per esempio lunedì scorso, quando ci stavamo occupando di Venezuela. Abbiamo visto come sul dossier venezuelano la posizione di Donald Trump sia abbastanza differente rispetto a quella del suo segretario di Stato Mike Pompeo, del suo consigliere sulla sicurezza nazionale John Bolton. Quindi uno tendenzialmente più realista, mentre gli altri tendenzialmente più interventisti. Ebbene, questo tipo di dinamica che abbiamo già analizzato sul Venezuela è un tipo di dinamica che vale ancora di più per quanto riguarda i rapporti tra Washington e l'Alleanza Atlantica. Ne parliamo dopo un breve intervallo. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna. Mondoflex. Aprile, dolce dormire, diceva un vecchio proverbio. E a farvi dormire bene ci pensa la Mondoflex. Abbiamo una promozione straordinaria. Con l'acquisto di un materasso in memory, in regalo una bellissima rete ad hoc in faggio. Venite a trovarci, vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Mi spiace se lei non lo ritenesse doveroso. Io sono qua come ministro e come uomo e l'unica cosa che non accetto, e avendo 2 figli, è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini. Io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al mar Mediterraneo. Io sono stufo dei bambini che muoiono nel mar Mediterraneo, perché qualcuno li illude che in Italia e in Europa ci sia casa e lavoro per tutti. Sono stufo di questi morti di Stato. L'opinione sui migranti e sulla nave Aquarius di un intellettuale di sinistra, Edoardo Albinati, autore con Francesca Dall'Oia di un libro 8 giorni in Niger. Queste le sue parole in occasione della presentazione del libro a Milano il 12 giugno alla libreria Red Feltrinelli di Galleria Vittorio Emanuele. Edoardo Albinati è stato il vincitore del premio Strega 2016 col romanzo La scuola cattolica, pubblicato da Rizzoli. Ha lavorato presso l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati in Afghanistan e ha partecipato a una missione dello stesso UNHCR, l'Ufficio per i rifugiati in Chad. Ha lavorato per Radio 3 Rai alle Olimpiadi di Torino, ha esordito nella rivista Nuovi Argomenti. Dal 94 svolge anche attività di insegnamento all'interno del carcere di Rebibbia. Questa è la sua opinione sulla nave Aquarius. Io stesso, devo dire, con Realpolitik, di cui mi sono anche vergognato, ieri ho pensato, ho desiderato che morisse qualcuno sulla nave Aquarius. Ho detto, adesso se muore un bambino, io voglio vedere che cosa succede del nostro governo. Un intellettuale di sinistra, Edoardo Albinati, autore con Francesca Dall'Oia di un libro 8 giorni in Niger. E l'unica cosa che non accetto, e avendo 2 figli, è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini. Io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al mar Mediterraneo. Buonasera, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento dedicato alla politica americana.
questa sera, in occasione dei 70 anni della NATO, stiamo cercando di fare un bilancio di questa alleanza, ripercorrendo un po' le principali tappe e motivazioni della sua formazione, cercando di capire ad oggi il suo significato, soprattutto ai tempi di una presidenza sotto certi aspetti atipica, ma neanche troppo, come quella di Donald Trump, e cercando poi di dare anche un'occhiata al futuro, dove questa alleanza voglia in qualche modo andare e se avrà i numeri per andare dove vuole andare. Se volete intervenire, il numero di telefono da fare è 02 66 20 35 29. Quindi vedevamo che la vulgata giornalistica oggi vede in Trump un presidente anti-NATO e un presidente che starebbe mettendo a rischio gli stessi valori su cui la NATO è venuta in qualche modo a appoggiarsi. Recentemente, o ieri o oggi non ricordo, il Washington Post, giornale non propriamente amichevole nei confronti di Donald Trump, ha pubblicato un editoriale di una storica in cui proprio metteva in contrapposizione, no, l'approccio internazionalista reganiano a quello più isolazionista adottato da Trump. Cerchiamo quindi di rivedere per sommi capi quali sono stati i rapporti e le opinioni di questo presidente già dai tempi della campagna elettorale fino ad oggi su questa istituzione, perché come vi dicevo prima, in questa vulgata un fondo di verità sicuramente c'è. Ai tempi della campagna elettorale del 2016 Donald Trump attaccò effettivamente a più riprese l'Alleanza Atlantica, adottando sotto questo aspetto una retorica fondamentalmente antitetica a quella portata avanti da Reagan negli anni '80. Secondo Trump, la NATO era infatti, cito testualmente, una alleanza obsoleta. Obsoleta, diceva lui, perché essenzialmente incapace di far fronte a quelli che erano e che sono in definitiva i problemi geopolitici e di sicurezza del nostro tempo, a partire dal terrorismo islamista. Durante il 2016 Trump sostenne più volte appunto che la NATO non fosse adeguata per contrastare una minaccia reticolare, sfuggente, come quella rappresentata da entità quali Al-Qaeda, quali l'ISIS. Ed era, se ci pensate, una critica che poteva essere inserita nel più ampio quadro, questo sì tipicamente trumpiano, della presa di distanze dal clima della guerra fredda. Lo abbiamo detto più volte in queste trasmissioni. Le presidenze di Barack Obama e di Donald Trump, per quanto distanti possano essere, sono però figlie entrambe dello stesso clima, cioè quella sindrome del Vietnam che la guerra in Iraq del 2003 ha provocato in America. Quella guerra è stata uno spartiacque determinante che ha condotto gli Stati Uniti a spostarsi su posizioni più chiuse. Ci dicono che c'è una telefonata, prego. Buonasera. Buonasera. Bravissimo per come spiega le cose, per la sua pacatezza. La ringrazio come sempre, grazie. Ma si figuri. Allora, stavo pensando anch'io, la NATO, ma secondo me, è una mia modesta visione, la NATO senz'altro che è obsoleta, è un pochino vecchiotta, è il modello di una vettura che non riesce più a competere con le altre più tecnologicamente avanzate, ma guerra fredda e guerra calda, per fortuna
che non ci sono state, ma dico, ma la differenza è ben poca, perché è diventata dai carri armati alle banche, alla guerra del denaro, via dicendo, per andare a prendere petrolio e via dicendo. Certo. Ma al di sopra di tutto questo, tutto sommato, Trump non ha torto, perché se ognuno, io dico, questo è un discorso un po' strano, se ogni continente, mettiamolo così, Europa tanto per dire, America tanto per dire, Est tanto per dire, si facesse la sua NATO personalizzata e dite, noi NATO siamo qui, voi NATO siete lì, noi NATO e siete di là, però con dei limiti, con dei paletti, con delle misure e con tutto. Tenendo presente che una delle tre non può andare a rubare il petrolio, tanto per dire, di là, o per andare a conquistare, come facciamo un esempio, come la Cina che va a comprare in Africa e via dicendo, e tutto questo. Secondo me la NATO potrebbe anche essere giusta, una NATO però vista secondo le necessità di quello che hanno bisogno quei territori. Ecco, grazie, Chiarissimo. buonasera, che lei Grazie. è stato veramente bravo. La ringrazio molto. Ma quello che dice il nostro radioascoltatore è quello che effettivamente diceva Donald Trump nel 2016, perché Trump ne faceva sia un discorso di difesa e quindi diceva: cari alleati americani storici, tanto europei quanto asiatici, perché non riguardava la questione per Trump. Abbiamo un'altra telefonata, allora rispondo dopo all'ascoltatore. Buonasera. Buonasera, Avvocato di Milano. Buonasera. Per quanto riguarda l'ONU, la NATO e il Fondo Mondiale Internazionale, hanno dimostrato che sono organizzazioni destabilizzanti nel mondo intero, e sotto la regia della CIA, ovviamente, al Pentagono. Perché dico questo? Ci sono tanti esempi, basta ricordarsi. Ad esempio, vi ricordate un certo Colin Powell all'ONU che diceva che Saddam Hussein aveva le armi chimiche, che poi l'anno dopo diceva guardate che non è vero. Hanno destabilizzato, hanno raso sorsi, sono impossessati dall'Iraq e di tutte, diciamo, tutti i prodotti petroliferi, eccetera, dopo, ripeto, aver ucciso e esteso tutto. Era un disastro, mi riferisco all'Iraq. La NATO che cosa ha fatto? Vedete il Maghreb, che cosa è successo? E la Jugoslavia stessa che dicevano che c'erano le fosse di morte, eccetera, mentre invece non era vero, la NATO. E per quanto riguarda il Fondo Mondiale Internazionale, avete visto nel 2011 che diceva lo spray qua e là su e giù, poi dopo 3-4 anni dopo diceva ma l'Italia non era proprio così conciata, ce n'erano di peggio. Avete capito cosa voglio dire? Chiarissimo. Quindi, Grazie. Okay, grazie. Buona serata. Allora, andando con ordine, concludo la risposta alla considerazione precedente e poi passiamo alla questione della destabilizzazione. Donald Trump diceva appunto, invitava durante la campagna elettorale del 2016 gli alleati classici, tanto europei quanto dell'estremo oriente, quindi anche Giappone e Corea del Sud, ad armarsi per conto proprio. Addirittura se ne uscì una volta, ricordo, suscitando le ire dell'establishment di Washington, se ne uscì una volta dicendo dotatevi di tutte le armi atomiche che volete, noi, non dico che americani ce ne laviamo le mani, ma poco ci manca. Il tema, ovviamente portato avanti da Trump, era un tema molto insomma, come dire, di economia spicciola. L'idea era: non possiamo noi americani continuare a sobbarcarci delle spese, delle ingenti spese economiche di difesa dei nostri alleati. La risposta quindi era un depotenziamento sotto questo aspetto, non tanto delle alleanze in sé, quanto un depotenziamento dovuto a un progressivo, anche se non totale, ritiro degli Stati Uniti dalle varie strutture di alleanza, NATO compresa. E questo fu ai tempi della campagna elettorale
elettorale, un elemento che irritò moltissimo l'elite tanto repubblicana quanto democratica, che è un'elite fortemente affezionata, diciamo così, al modello Truman, è fortemente affezionata a quell'idea di, come si dice in America, di interventismo liberale che vuole continuare a mantenere per gli Stati Uniti, a preservargli il ruolo di poliziotto globale, di poliziotto a livello mondiale. Donald Trump ne faceva una questione, diciamo appunto, più spiccia, ma molto concreta e sentita anche non solo dai singoli paesi magari contraenti esteri, ma sentita soprattutto dall'americano medio, e quindi alla fin fine era una questione banalmente, ma neanche troppo, di tasse. Dall'altra parte abbiamo sicuramente un elemento di destabilizzazione che viene, come dire, portato avanti soprattutto dalle agenzie di intelligence. Come accennavo all'inizio della trasmissione, la NATO, indipendentemente da quella che può essere l'opinione che si abbia sulla NATO come istituzione, non è un'istituzione autonoma. È ovvio che è un'istituzione che in un certo senso ha una direzione e ha anche talvolta degli obiettivi di carattere politico, ed è una direzione impressa nel bene o nel male da parte, principalmente almeno, degli Stati Uniti. E quindi è ovvio che quando diciamo che la NATO continua ad espandersi verso est e quindi continua, diciamo così, a irritare la Russia, questo ha alla base una motivazione di carattere smaccatamente politico, ed è una, come dire, una strategia politica che affonda le proprie radici nel dibattito interno all'establishment americano, che in parte replica quel dibattito accademico di cui parlavo poc'anzi, cioè il dibattito tra gli interventisti che vogliono continuare a mantenere l'influenza americana salda più o meno ovunque dove riescono, e quindi si spiega un certo, come dire, una certa proattività sul piano internazionale e, come dire, anche la non disponibilità a tendere la mano ad alcuni storici nemici dell'America, come ad esempio la Russia. Dall'altra parte invece ci sono le vie, le scuole di stampo realista, si direbbe un tempo, si sarebbe detto di stampo kissingeriano, che dicono no, in realtà basta con il nostro interventismo classico, basta con andare a fare il poliziotto in giro per il mondo, dobbiamo cercare, questo è il kissingerismo in un certo qual modo, dobbiamo cercare di intavolare delle discussioni e dei processi di distensione anche con quelli che sono stati i nostri nemici, a partire dalla Russia. E quindi torniamo nuovamente a Donald Trump. Donald Trump, quando nel 2016 dice le cose che vi ho detto prima, non le dice appunto solo per compiacere l'americano medio, non lo dice. Abbiamo un'altra telefonata, prego. Pronto, salve, buonasera. Buonasera. Sono Michele Caruso. Buonasera. Dica tutto, prego. Michele Caruso, vorrei intervenire, è possibile? Certo, assolutamente, prego. Ecco, dunque, senta, io vorrei chiedere, no? Adesso anche Di Maio parla di deriva di ultradestra da parte della Lega di Salvini, cioè dove dobbiamo arrivare? Io capisco che qui, io siamo dalla capitale, siamo veramente in condizioni disastrose, perché c'è un Movimento 5 Stelle che è indagato, insomma, con una Raggi che non sa a chi dare i resti, vediamo che c'è una guerra tra poveri anche nelle periferie, con i Rom che non si sa dove sistemarli, al di là di tutto questo dei migranti che arrivano, insomma, che vogliono sbarcare, e Salvini lì, insomma, è giusto che ci metta a becco perché sta al Ministero degli Interni, al Viminale questo bisogna fare. Però vorrei dire, adesso anche sulla questione delle coppie omosessuali, no? Genitore 1, genitore 2, no? Bisogna tornare a madre e padre.
queste famiglie arcobaleno, ve ne facciate una ragione, esistono, l'amore c'è laddove naturalmente c'è una famiglia con dei genitori e figli. Io penso ai bambini che stanno negli orfanotrofi, ai bambini dove c'è uno dei due che è sterile. Io vorrei sapere, no, anche degli anziani, insomma. È evidente che la famiglia standard a cui siamo abituati è quello di un uomo e di una donna. Chiarissimo, la ringrazio. Diciamo che forse l'intervento era parzialmente fuori tema e forse l'ascoltatore non ci stava ascoltando in questo momento. Si potrebbe anche parlare in realtà dei rapporti tra il Movimento 5 Stelle e la NATO, che sarebbe abbastanza simpatica come cosa, ma non so se ne avremo il tempo questa sera, anche perché insomma, ecco, diciamo così, c'è tutta la questione, voi sapete anche che Donald Trump ha chiesto a Conte di incrementare, non solo a Conte, in realtà c'è tutta anche c'è in forte dialettica questo presidente americano, più che con Conte in quanto tale, quindi con l'Italia, in realtà con Francia e Germania, affinché intervengano maggiormente nel bilancio della NATO. Riguarda in parte anche l'Italia tutto questo, ma magari ne parleremo un'altra volta. Stavamo parlando, rispondendo al secondo radioascoltatore appunto sul problema della destabilizzazione, e qui dicevamo è tutta una questione che è molto legata, l'atto della NATO in sé, l'agire della NATO in quanto tale è molto legato al dibattito interno a Washington, e si tratta di una lotta di potere che c'è sempre stata, è ovvio che ci sia, tra varie fazioni di quell'establishment che risultano essere in competizione tra loro. E questo si disse anche della guerra in Iraq. Ora, la guerra in Iraq del 2003 è un evento sicuramente molto troppo complesso, secondo me non è derubricabile soltanto a mero complotto. Sicuramente ci fu una responsabilità anche oggettiva da parte dell'intelligence dell'intelligence americana, ovviamente, che lavorò in un determinato modo e soprattutto si confermò un agente politico, come lo è sempre stato, perché in realtà la CIA fa politica da diversi decenni, già ai tempi della guerra fredda la faceva, e quindi voglio dire, questo indipendentemente da quelle che sono poi le direzioni impresse dalle amministrazioni in carica e dalla stessa Casa Bianca. Quindi si tratta di un fenomeno complesso, ma ripeto, c'è alla base sicuramente un orientamento di carattere politico. Tornando a Trump, perché criticava la NATO nel 16? Ripeto, non soltanto per la tutela dell'americano medio e del tassato, in qualche modo del contribuente. C'era anche un'altra idea, che era appunto quella di preservare, più che di preservare, diciamo, intavolare un dialogo, un tentativo di distensione con Vladimir Putin. Quindi c'erano tutti questi elementi che venivano a comporre un complicato puzzle, all'interno di cui la posizione di Trump, da molti accusata all'epoca di incoerenza, in realtà trovava una spiegazione. Punto primo: ridurre i costi economici, ma non solo economici, da parte degli Stati Uniti per gravare meno sui contribuenti americani. Punto due: dotare di una maggior difesa agli alleati affinché si potessero in qualche modo regolare per conto proprio, quello che diceva il nostro primo radioascoltatore nel suo intervento. Punto terzo: cercare di non irritare troppo la Russia per tenderle la mano secondo i crismi di un processo di distensione fondato sull'elemento del pragmatismo e della concretezza. Questa era la strategia di Trump, laddove Hillary Clinton sosteneva l'esatto opposto. Ebbene, Trump, nel momento in cui è diventato presidente, quindi dal 20 gennaio del 2018, questa sua posizione originaria l'ha molto annacquata. In realtà non è che l'abbia abbandonata del tutto, ma sicuramente ha smorzato parecchio i toni.
Ha smorzato parecchio i toni. Lui nel 16 aveva addirittura definito la NATO obsoleta, l'abbiamo detto. Ebbene, nell'aprile del 2017, durante un incontro pubblico, si autosmentì, disse non tanto di essersi sbagliato, ma disse un po' in maniera un po' sibillina: la NATO non è più un'istituzione obsoleta. Soprattutto lui lo diceva, lo vedevamo prima, per quanto riguardava il contrasto al terrorismo globale e in particolare all'islamismo. E contestualmente a questo cambio di posizione, quantomeno cambio parziale di posizione, vari esponenti dell'amministrazione Trump, tendenzialmente più vicini all'establishment di Washington di quanto non lo sia in realtà questo presidente a livello individuale, penso al vicepresidente Pence, penso al segretario di Stato Pompeo, penso all'ex segretario alla difesa Mattis, ebbene queste tre figure, e in vero non solo loro tre, sono state inviate in ogni parte d'Europa e non solo a ribadire l'importanza dell'Alleanza Atlantica, il fatto che debba continuare a sussistere. È ovvio che quindi sotto questo aspetto Trump ha dovuto, come dire, parzialmente cedere su alcuni punti rispetto a quello che era il suo originario programma elettorale, però non ha dovuto neanche cedere in toto, perché dal punto di vista americano ha in un certo qual senso mantenuto l'idea che i paesi contraenti, i paesi che compongono appunto la NATO, dovrebbero aumentare, incrementare la propria spesa a favore della difesa. Questa istanza è stata criticata da parte dell'establishment di Washington, da una parte quantomeno, perché hanno accusato Trump di essere un isolazionista, quindi di volersi nuovamente disimpegnare. Sono un po' le critiche che stanno nuovamente fioccando in queste ore. Però non bisogna dimenticare che in realtà questo tipo di posizione, condivisibile o meno dal punto di vista europeo, per carità, non è nuova nell'ambito della storia americana. E non è qualcosa di improvviso, imputabile soltanto a questo presidente. Io ricordo che, per esempio, nel 2014 Obama invocò un maggior impegno economico da parte dei paesi contraenti della NATO, e sempre nel 2014 la NATO pose il famoso obiettivo del 2% del PIL da raggiungere entro il 2024, ed è per questo che poche ore fa, lo stavamo dicendo, il vicepresidente Pence non solo ha criticato la Turchia per quello che dicevamo, cioè per la sua eccessiva vicinanza alla Russia, ma ha criticato anche la Germania, perché ha affermato Pence: cara Merkel, tu non stai facendo abbastanza per tenere in piedi l'Alleanza Atlantica. L'Europa ha provato con Macron e Merkel a rispondere proponendo negli ultimi mesi l'esercito europeo, la Casa Bianca non ne ha voluto sapere. E di questo importante tema ci occuperemo in un'altra puntata. Io per questa sera vi saluto, lascio la parola a Pierluigi Pellegrini. Dopo di me un saluto da Stefano Graziosi. Come back. Then in the name of democracy, fight for a new world. Avete ascoltato Come Back. Volo basta, perché sono una donna di 70 anni che ieri, abitando a Cornigliano, alle spalle di Cornigliano, in collina, sono scesa giù, ho trovato che di italiani non ce ne sono più. Fra call center, negozi di frutta e verdura, la nostra piccola imprenditoria, i locali, i negozietti belli che c'erano, non ci sono più, ci sono solo cineserie, parrucchiere cinesi, frutta e verdura bengalese, e vabbè. Volevo dire, io sono una donna che vive con 23 euro al giorno. Le sembra normale che io mi devo pagare il bus,
l'affitto, la luce, il gas con 23 euro al giorno e nessuno pensi a noi. E questi 35 euro sembra che muoiano di fame. Vogliamo un po' basso, pensiamo anche a queste persone come me che hanno lavorato una vita, per cortesia, e quei giornalisti che sono seduti tutto il giorno col culo nei talk show, si vergognino a parlare così, vadano nelle periferie a vedere come viviamo, come vive la gente, tutti questi preti che accolgono.